Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda lo spazio informativo su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere le altre notizie della giornata. I lavori di manutenzione straordinaria del passaggio livello in località San Polo di Monfalcone sono stati posticipati. A comunicarlo oggi Rete Ferroviaria Italiana dopo l'incontro avvenuto con il sindaco Anna Maria Cesinta e responsabile del settore manutenzione di RFI per il Friuli Venezia Giulia, aprendo un nuovo canale di collaborazione a testimonianza della grande attenzione per il territorio. All'ordine del giorno la manutenzione di alcuni passaggi a livello lungo le principali traverse urbane cittadine con gli orari di chiusura delle strade per non compromettere la viabilità. La manutenzione straordinaria di un sottovia ferroviario in area carsica e la cura del verde e la prevenzione incendi nelle aree di competenza di Rete Ferroviaria Italiana limitrofe ai tracciati ferroviari. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su un totale di 6.031 test e tamponi sono state riscontrate 382 positività. Nel dettaglio 3.726 tamponi molecolari, 165 nuovi contagi, 2.305 test rapidi antigenici, 217 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 99. Nella giornata odierna si registra un decesso. E andiamo a chiudere con una notizia di servizio. La Regione Friuli Venezia Giulia si adegua alla normativa nazionale e include una priorità per i giovani imprenditori agricoli nell'assegnazione di concessioni in materia di demanio idrico regionale. È quanto stabilito l'emendamento del disegno di legge 165 Omnibus presentato dalla maggioranza nell'ambito del pacchetto di norme concernente il patrimonio. Come ha spiegato l'assessore regionale al patrimonio e demanio Callari, a margine della votazione in aula, con le modifiche proposte si intende adeguare la normativa regionale vigente alla disciplina nazionale. In caso di domanda per utilizzo a fini agricoli avanzata da soggetto che abbia il requisito di giovane imprenditore agricolo, si procede all'assegnazione diretta del canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda. In caso di più domande avanzate ai sensi della norma in parola, l'assegnazione avviene mediante sorteggio in seduta pubblica al medesimo canone base indicato nell'avviso. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.